Siamo con il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello. Ecco, dei finanziamenti sono arrivati anche al comune di Porto Empedocle, inseriti in questa maxi manovra dell'Assemblea regionale siciliana. Di cosa si tratta, sindaco? Sì, innanzitutto grazie direttore. Niente, io volevo semplicemente approfittare della sua disponibilità per ringraziare la reputazione argentina di Forza Italia e in modo particolare il vice segretario regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, perché ancora una volta ha dimostrato la sua attenzione sulla città di Porto Empedocle. E infatti nelle variazioni approvate al bilancio l'altro ieri sono stati stanziati per il comune di Porto Empedocle, per come avevamo noi richiesto, 155.000 euro per la manutenzione strade ed arredo urbano. Questi vanno a impinguare il capitolo di circa 180.000 euro, sempre avuti circa 4 mesi addietro da un altro emendamento presentato all'onorevole Gallo, proprio per cominciare a migliorare quella che è la viabilità della città di Porto Empedocle, una viabilità che è stata abbandonata negli anni e che ha portato le nostre strade a diventare dei veri colabrodo. Quindi il nostro impegno, come l'impegno della deputazione regionale, è stata quella di concentrare gli sforzi sull'ottenimento di risorse che possono servire a migliorare la nostra viabilità e quindi rendere la viabilità più sicura, e anche per quanto riguarda la tutela e la sicurezza degli automobilisti e delle persone che vi transitano. Ecco, relativamente al traffico della zona nord, la strada verso Trapani, attualmente la situazione è un po' migliorata per via dei lavori che si sono fermati, vero? Sì, noi domenica scorsa per necessità urgenti l'ANAS ci aveva comunicato che è necessario effettuare in orario notturno un intervento di gettata di cemento sulla struttura e si era chiusa la strada. Avevamo anche stabilito che era semplicemente in modo sperimentale per verificare se la chiusura dalle 8 di sera alle 8 di mattina del lunedì fosse percorribile per proseguire poi nelle settimane successive. Ci siamo resi conto che la domenica è un giorno piuttosto precario e difficile in questo periodo estivo e quindi per questa settimana la chiusura non sarà effettuata dalle 8 di sera della domenica alle 8 di mattina del lunedì, ma viene spostata alle 8 di sera del lunedì fino alle 8 di mattina del martedì. Si cambia il giorno in modo tale da consentire alle macchine e a tutti coloro che vanno da e verso le spiagge di poter defluire in modo corretto e più veloce.